Container. 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 Till I can get my container. E siamo qui con un'altra bella puntata di Artigianato all'Arrembaggio. Ben trovati da Carmela Simeone e da Andrea Collalto, ben trovati! Che bello, insomma di settimana in settimana devo dire Carmela stiamo veramente facendo il viaggio, un po' il viaggio dell'Italia per quanto riguarda l'artigianato, un po' anche il viaggio di vari lavori, perché devo dire che in queste settimane abbiamo riscoperto poi un sacco di lavori che insomma magari vediamo tutti i giorni però non conosciamo proprio, come dire, nello specifico. Esatto, in questo particolare frangente parliamo di tipografia e fotografia. Esatto, e come andremo a scoprire tra un attimo sono due cose che un po' con gli anni sembravano un po' divergenti, diciamo, e invece con gli anni ha cominciato a collimare, possiamo dire. È vero, sono diventate una cosa sola. Quindi quest'oggi avremo con noi Tino Crosara della Crosara di Montebello Vicentino, devo dire uno dei negozi più antichi tra l'altro per quanto riguarda il paese di Montebello Vicentino, perché negozio, una cartolibreria conosciuta fin dall'antichità, ma adesso ce lo faremo spiegare proprio da Tino Crosara, che è stato ospite qualche giorno fa proprio qui in studio a Container Radio proprio per registrare questa bella chiacchierata insieme a noi, e devo dire che è stata molto istruttiva, Carmela. È vero, molto molto istruttiva, anzi ci sono tante cose da imparare. Assolutamente. E allora io direi di andare già immediatamente col prossimo brano e poi andremo proprio ad introdurre il nostro ospite di oggi. Ecco, quale miglior brano se non quello di Lady Gaga per mettere in risalto la macchinetta fotografica? Esatto, sì. Quindi ascoltiamo Paparazzi. È il brano giusto, assolutamente. Lady Gaga con Paparazzi all'inizio proprio della nostra nuova puntata di Artigianato all'Arrembaggio. Mandiamo un ringraziamento, un saluto immediato intanto a chi si è appena connesso durante le varie repliche e durante ovviamente la nostra diretta del martedì sera dalle 21:30 alle 22:30, poi ci sono tantissime repliche durante il resto della settimana, durante il weekend, nei prossimi giorni, poi ci potrete riascoltare anche in podcast, insomma ci siamo praticamente ovunque e in qualunque momento della settimana. Mandiamo un ringraziamento, Carmela, anche agli amici del sito artigianatoallarrembaggio.com che collaborano con noi, grazie a loro devo dire è nata anche questa trasmissione. È vero, un ringraziamento particolare agli amici del sito artigianatoallarrembaggio.com, perché insomma se non fosse stato per loro che hanno avuto l'idea non ci sarebbe stato nemmeno il programma. Assolutamente, quindi è bello, e nelle prossime settimane poi tra l'altro cominceremo veramente anche ad uscire in altre regioni. Già siamo stati in Lombardia, abbiamo iniziato dal Veneto, poi andremo in Molise, andremo in Abruzzo. Devo dire che stiamo veramente organizzando un giro d'Italia per quanto riguarda l'artigianato, perché spieghiamo anche un po' perché, anche per i nuovi arrivati, Carmela, perché è nato questo programma. Ecco, è nato per far conoscere soprattutto ai giovani il mondo dell'artigianato, che diciamo è molto sottovalutato, ma è la colonna sonora della nostra Italia alla fine. Quindi insomma non sottovalutiamo l'artigianato in Italia, perché anche ecco, se ci sono delle difficoltà dovute alla crisi o anche alla poca conoscenza di questo ambiente, l'artigianato in Italia c'è e lo stiamo vedendo di settimana in settimana con tanti esempi di tanti artigiani e piccoli imprenditori che insomma si sono reinventati, diciamo, hanno svecchiato il vecchio artigianato per farne un qualcosa di moderno. Esatto, e la cosa bella che stiamo notando di settimana in settimana è che comunque i vecchi mestieri, i vecchi lavori comunque continuano, però si sono modernizzati, stanno seguendo i tempi, stanno mantenendo il passo con quello che è diventato poi il futuro, che in realtà è il nostro presente. Quindi lo scopriremo anche in questa puntata, parleremo del passato, parleremo anche del presente e, come si suol dire, con un occhio rivolto al futuro, perché insomma la modernizzazione è sempre dietro l'angolo, bisogna sempre tenersi aggiornati.
È vero, questa sera lo faremo con Tino Crosara. Quindi andiamo subito ad ascoltare l'intervista che abbiamo registrato con lui. Tino Crosara, ricordiamo, si parla di tipografia e di fotografia. Sentiamo un po' che cosa ci ha raccontato. www.containerradio.it. Intervista del giorno. E si ritorna con il nostro artigianato all'arrembaggio con la nostra intervista della settimana, Carmela, e anche quella di questa settimana, devo dire, sarà sicuramente un'intervista interessante. Che ne dici? È vero, perché andremo a parlare di tipografia e di fotografia. Bene, allora andiamo a presentare il nostro ospite, anzi, lo vuoi presentare tu? Ecco, abbiamo con noi Tino. Tino Crosara, benvenuto Tino. Basta che te domandami tutto quello che ti vuoi fuorché l'età. No, quello non si chiede, quello non si chiede tranquillamente. Parliamo invece di tipografia. La vostra è una famiglia conosciuta proprio qui in paese da generazioni, praticamente si parla di tipografia e di fotografia, ma nella vostra famiglia è nata prima la tipografia o la fotografia? Insieme. Ho fatto delle ricerche sulla mia generazione, sui miei avi, sui miei vecchi, e sono sceso fino al 1600 in canonica qua a Montebello. E nel 1800, così per sbaglio, 1899, ho trovato un appunto del prevosto, perché qui da noi si chiama prevosto, nel quale diceva qui oggi, adesso non mi ricordo più il mese, però nel 1899 è stata aperta un'attività di tipografia e fotografia. È un'attività antichissima, sì. Quindi io sono la terza generazione, c'è già la quarta che lavoriamo insieme, mio figlio Mattia, quindi siamo vecchi. Vecchi no! Adesso non si potrebbe più chiamare tipografia, perché tipografia era la stampa con i caratteri mobili, invece adesso abbiamo la stampa offset, cioè si stampa con le lastre. Cioè non sono più caratteri in rilievo, ma sono caratteri piani. Si lavora col computer, si fanno le pellicole. Cioè a questo momento la fotografia e tipografia hanno lo stesso lavoro. Cioè per la tipografia ci vuole anche la camera oscura come per la fotografia, perché c'è lo sviluppo delle lastre, delle pellicole, come la fotografia. Quindi ci siamo trovati, dopo anni, che i due lavori che prima erano lontani si sono uniti insieme. Quindi adesso coincidono, insomma Sì, coincidono come lavoro di inizio. C'è stata una bella, una bella evoluzione, quindi, Carmela. Sì, infatti, una bella evoluzione, perché da che tipografia e fotografia erano due cose diverse, ora anche se si vanno a vedere le stampe che si richiedono, noi lo chiamiamo ancora tipografia, quindi se si richiedono delle stampe con delle foto sono molto molto particolari, e anche le richieste sono particolari, penso, Tino. Ecco, per esempio adesso si sa che nella fotografia è entrato digitale. La stampa digitale, anche nella tipografia è entrata la stampa digitale, quindi c'è già un passo avanti sull'offset. Praticamente di base, prima per stampare un 4 colori, se tu non avevi una macchina tipografica che stampava contemporaneamente i 4 colori, facevi una stampa per colore, cioè mettevi in macchina i 4 colori base uno alla volta, cioè mettevi dentro il cian, per dirti, stampavi cian, dopo lavavi la macchina, stampavi il magenta, quindi avevi già 2 colori, fino a che adoperavi tutti e 4 i colori primari, mentre adesso col digitale si stampano contemporaneamente tutti e 4 i colori digitali con una macchina sola. Mentre prima la macchina, che aveva 4 colori, era formata da 4 stazioni, ogni stazione aveva un colore, quindi su una macchina mettevi il magenta, sull'altro il cian, sull'altro gli altri 2 colori, e quindi alla fine formavi la quadricromia. Mentre adesso invece col digitale si fa tutto contemporaneamente. No, è bello, perché anche la stampa penso diventi più veloce.
senz'altro, è anche più economica. Mhm. E se un ragazzo volesse venire da te ad imparare, a fare una sorta di stage, quanto tempo impiegherebbe per imparare tutto il meccanismo tipografico e anche quello fotografico? Guarda, è un po' difficile da quantificare, perché per dirti mio figlio è nato tipografo, è nato dentro nell'ambiente nostro, però ha fatto 3 anni di scuola per perfezionarsi su questo lavoro, quindi tempo ci vuole, non è che si può improvvisare, perché è un lavoro di massima precisione sia l'uno che l'altro. Cioè forse la fotografia, adesso sono diventati tutti fotografi con il digitale, no? Però io con la mente non sono ancora entrato nel digitale. Io sono passato al digitale perché sono stato costretto a passare al digitale, perché altrimenti sembra che non sei più capace di fotografare. Però il digitale è molto più facile, ha meno ingombri. Tu una volta per andare a un matrimonio, per dirti, si andava via con la cassetta che conteneva le batterie per lampo. Adesso invece vai via solo con la macchina e è tutto. Prima per fare certi lavori mettevi una pellicola da 100 DIN, 200 ASA, 200 ASA, dopo è arrivata a 400 ASA, e invece adesso basta che giri un bottone della digitale e ti trovi anche a 1600 ASA, capito? Non serve cambiare il rullino, basta premere un bottone e passi già a una sensibilità maggiore. Quindi non so se sono andato fuori da una parentesi di quello che mi avevi chiesto. No, però forse era più affascinante una volta. Sì, senz'altro. Prima una volta lavoravi col cervello, adesso Ecco. invece lavori perché lavora la macchina, non il cervello. Quindi, No, ma infatti ho notato, scusami Tino, ad esempio quando hanno gli iPhone, perché tu hai detto da quando è arrivato il digitale tutti sono fotografi, no? sì, Allora si vede spesso, insomma, gente che gira con l'iPhone, fa delle bellissime foto, ma non è che si deve applicare più di tanto, perché tanto ci sono le opzioni per togliere i difetti, per togliere gli Sì, occhi rossi, sì. per cambiare la luce, Sì. quindi alla fine non si deve applicare più di tanto chi sta dietro l'obiettivo, diciamo. sì, ma se, vedi, per esempio, se uno sbagliava con l'analogico, lo sbaglio e basta, non potevi più correggere. Sì, in minimi termini potevi anche correggere se sbagliavi, ma poco. Adesso col digitale, anche se sbagli l'esposizione, se la macchina sbaglia, c'è una grandissima possibilità di correggere l'errore fatto. Quindi per quello ti dicevo che sono diventati tutti fotografi, perché anche se uno sbaglia poi va corretto o col computer o in stampa, si può correggere, non dico all'infinito, ma al 50% puoi tirare su le foto che hai sbagliato, anche 60%. Ma io immagino, perché Poi- insomma, anche mamma e papà me l'hanno detto, al loro matrimonio c'era il fotografo, insomma, mia madre e mio padre si sono sposati nel 79, quindi il digitale ancora non c'era, Beh no. e dovevano, per fare le foto del matrimonio, dovevano trovare la location giusta, la luce giusta, il momento giusto, quindi era una cosa lunghissima. Quanto tempo ci voleva più o meno a quei tempi per fare un servizio fotografico da matrimonio? Beh, guarda, se parli di quel periodo lì, anni 70, per dirti, noi avevamo tutta una lavorazione particolare, perché ti apro una parentesi, io avevo la specialità del ritoccatore. Io ho lavorato dalla Mondadori, perché quando sono uscito dalle scuole mio papà intelligentemente mi ha detto sì, tu sai fotografare, perché come dire, vivevo, già fotografavo anche durante le scuole, mentre facevo le scuole, se capitava qualche servizio si usciva lo stesso. Ma mio papà, come ti dicevo, intelligentemente mi ha detto è meglio che tu ti mandi a fare una scuola, a fare esperienza fuori. E ora subito sono andato da Mondadori e lì ho avuto la specializzazione del ritocco manuale. Cioè dovevi, se c'erano dei difetti sulla faccia di una persona, prima ritoccavi il negativo, il negativo non di foto, il negativo di, per esempio, per dirti,
di fototessere, tiravi via quello che erano le rughe sotto gli occhi, anche le rughe sulla faccia le levavi con ritocco. Il ritocco consisteva in un pennellino con la punta molto molto fine e da una parte avevi della china, la inumedivi con la saliva e piano piano con la capacità di dosare il colore riuscivi a tirare via quello che erano i difetti, ed era una cosa non facile da fare, però io mi ero specializzato. Difatti quando è stato il momento che dovevo rientrare in famiglia, cioè nella ditta per proseguire il lavoro di mio papà, ho avuto un po' di dubbi, perché da Mondadori, parlo degli anni fine anni 50, prendevo un sacco di soldi, veramente. Allora, e dopo anche loro non è che siano stati contenti che io sia andato via, perché si vede che mi apprezzavano, e però ho fatto una scelta di tornare a continuare la ditta. E allora, tornando al discorso di prima, noi facevamo questo servizio matrimoniale, stampavamo le foto, poi io le ritoccavo tutte una per una, le facce degli sposi le ritoccavo tutte, quindi se erano anche difetti o la luce che colpiva un occhio o che colpiva le guance è diventata un po' non esteticamente bella, io piano una alla volta riuscivo a ritoccarle, quindi ci voleva anche un bel tempo, cioè normalmente in 15 giorni consegnavi il matrimonio, il tempo che ci vuole anche adesso, anche col digitale. Però all'epoca era un'opera d'arte. Esatto, bravo. Adesso sono diventati tutti ritoccatori, perché col computer un colpo di mano ritocchi, cioè non è l'abilità della persona, è l'abilità del computer, quindi la manualità va scomparendo. Infatti io penso che ritoccatori a mano sono morti tutti, nel senso che non ci sono più. È molto difficile infatti trovarne, perché tutti comunque hanno un programma del computer, hanno dei tecnici che si specializzano solamente in quello, a suo tempo, quindi insomma vanno da soli. A suo tempo, quando ritoccavo io, difatti c'erano dei fotografi della zona che mi chiedevano se potevo ritoccare le loro foto, perché non ce n'erano ritoccatori, anche loro stessi non erano capaci, però io rifiutavo, perché è una cosa che ti toglieva gli occhi. Io difatti ho avuto gli occhi salvi adesso. Anche le fototessere, per dirti, le fototessere, tu prendevi il negativo della fototessera, lo mettevi contro luce, perché avevamo una macchina, perché allora riuscivi a vederlo, a leggerlo bene in trasparenza il negativo. Avevi una luce eri in controluce e ritoccavi finemente, perché pensa al formato di una tessera o di una testa, sarà stata al massimo 2 centimetri di testa, e mi portava e restavo senza vista se avessi continuato così. Dopo è subentrato il discorso della Polaroid con le foto immediate, quindi ho avuto la vista salva, ecco. E dopo anche no, perché immagino il lavoro che ci voleva per stare lì in controluce ogni volta, ritocca, dopo un po' veramente la vista va via. Sì, difatti come ti dicevo, sono stato salvato, e dopo anche dal colore, perché dopo col colore non si ritoccava più, perché anche dopo, nel frattempo, anche i negativi erano diventati più morbidi, cioè non avevano quel grosso contrasto, quindi il ritocco era minore da fare. Infatti anche adesso, quando esce un matrimonio fatto a bianco e a colori, adesso di ultima generazione, non serve più il ritocco, perché la faccia non ha più quei contrasti che aveva col bianco nero, nonostante prima col bianco nero riuscivi ad attenuare certi contrasti adoperando le carte adatte, ma lì ci voleva l'abilità dello stampatore, che quello era mio papà, perché mio papà faceva giornate intere dentro in camera oscura, mentre io camera oscura ne ho fatta molta poca. No, è bellissimo sentire queste testimonianze, perché veramente, cioè, oggi è più facile, anche perché, diciamo la verità, i matrimoni che si fanno oggi, cioè,
hanno anche il truccatore, ma non di foto, quindi hanno il truccatore per ogni persona singola che deve comparire in foto. Brava. Quindi alla fine il contrasto che si ha quando si fanno le fotografie a livello di luci, a livello di colori, è anche, insomma, supportato un po' dall'estetista che ti trucca, insomma. Sì, no, si parte già avvantaggiati in questo senso. Ecco. Tino, se potessi ritornare indietro comunque con le tecnologie di adesso, ti piacerebbe ritornare alla vecchia stampa di una volta? Guarda, adesso il discorso è questo, che prima noi stampavamo il bianco-nero, lo stampavamo noi direttamente. Poi abbiamo cominciato anche a stampare, però non diventava economico. Abbiamo stampato per un po' di tempo anche perché io avevo imparato da Mondadori a stampare a colori. Parlo sempre dei fine anni 50. Avevo imparato a stampare, quindi anche noi avevamo cominciato a stampare a colori, però non c'era la convenienza, perché ti portavano 1 o 2 rollini e gli acidi costavano, gli acidi erano di un altro tipo a confronto con la lavorazione bianco-nero, quindi non ci conveniva più. Allora nel frattempo cosa è successo? È successo che sono nate delle ditte che ti facevano la stampa a colori, le ditte con le quali lavoriamo ancora adesso, perché non c'è la convenienza di fare un rollino, 2 rollini, 5 rollini, farteli in casa a colori, quindi loro arrivano, ti raccolgono le stampe e te le portano. Io sono capitato alcune volte nel tuo laboratorio, Sì. sono sempre rimasto affascinato per quanto riguarda il mondo della tipografia. Adesso ritorniamo un po' alla tipografia e a tutti i caratteri che si vedono, eccetera. Ma una volta per stampare una pagina, quante ore ci voleva prima per mettere a posto tutti i caratteri? La composizione? Sì. Ci voleva parecchio. Io guarda, resto ancora quando vedo vecchi cinema, vecchi film di western, per dirti, che c'è il tipografo che stampava il foglio per il paesetto locale, dicevo, ma come riesce a stampare quel foglio che ha una certa grandezza in una giornata e stamparlo e darlo fuori il giorno dopo? Perché per fare una composizione tu pensa mettere assieme un carattere vicino all'altro, A rovescio poi, tra l'altro. a rovescio senz'altro, perché per dirti, io quando leggo adesso riesco a leggere da destra a sinistra, da sinistra a destra, perché sei abituato a fare la composizione rovescia, che dopo nella stampa torna dritta. Quindi mi domandavo, ma come riesce a fare? Perché sapevo il tempo che ci vuole per fare una riga, 2 righe, 10 righe. Ci voleva una giornata, però era simpatico perché mio papà era maestro di pianoforte. Lui come hobby, e dopo questo hobby lo aveva coltivato e faceva l'organista di chiesa, l'ha fatto per 60 anni. Quindi siamo sempre stati tutti e due molto appassionati di musica. Allora si faceva la composizione, che durava a secondo del tipo di quello che doveva, se c'era una pagina, se c'era un volantino, se c'era un manifesto, e allora ci voleva tempo e era lì in raccoglimento completo, e quindi attaccavamo il giradischi, musica classica, e lì oltre che ci serviva la musica per avere più raccoglimento per fare queste composizioni. Ma anche allora era soprattutto bello, perché oltre che unire insieme tanti caratteri dovevi lavorare tu di fantasia per dare uno stile allo stampato che stavi facendo, quindi era molto 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 bello. No, Carmela, era una poesia questo lavoro. Sì, esatto. No, ma infatti, anche perché penso che quando chiedessero qualcosa di particolare, tipo come dei disegni molto particolari, forse dovevano farli a mano, proprio se non era possibile farli in stampa. No, guarda, allora c'era la zincografia. Tu avevi diciamo così, un cliché, tu volevi mettere il nome della tua ditta, avere un segno particolare della tua ditta, allora noi avevamo un geometra che ci faceva il bozzetto,
il bozzetto lo passavi in zicografia e ti faceva il disegno in rilievo e aveva l'altezza dei caratteri tipografici. Quindi tu mettevi in macchina questo bozzetto e riuscivi e stampavi il logo della ditta. Quindi quello non si faceva a mano, quello era fatto progetto e dopo la realizzazione era fatta da questa zicografia, queste ditte che adesso non ci sono più, sono passate tutte alla stampa digitale. Adesso queste ditte ti forniscono, arriva il cliente che con un certo tipo di disegno, se non è complicato ce lo facciamo noi col computer e dopo ricaviamo la pellicola. No? Invece se è un po' complicato lo passiamo a queste ditte che ci forniscono già la pellicola completa, dopo noi abbiamo la macchina, dalla pellicola passiamo in lastra e diventa uguale, identico, come dicevo prima, al lavoro della fotografia, perché prima per stampare una fotografia tu avevi la pellicola, la mettevi sotto l'ingranditore e sotto l'ingranditore mettevi la carta fotografica e davi un certo tempo e questa carta fotografica si impressionava, dopo la mettevi sull'acido e con l'acido vedevi che nasceva piano piano questa foto. Adesso lo stesso discorso si porta anche nella tipografia, nell'offset. Tu prendi questa pellicola che ti fornisce il cliente, tu hai una lastra in alluminio sensibilizzata, abbiamo la macchina, abbiamo la luce che la incide, la uniamo la pellicola con la lastra, mettiamo con il tempo e la macchina ti dà a tempo scaduto, suona e tu apri questa macchina e ti trovi la lastra già incisa. La sviluppiamo come sviluppavamo prima la fotografia, è uguale, identico. Quello dicevo che i due lavori sono diventati uguali. Ma ti capita mai di riaccendere quelle vecchie macchine? Ben sì, perché per esempio, per dirti, se c'è qualche, io ho tante, noi abbiamo, essendo vecchi di mestiere, cioè di ditta, abbiamo un archivio fotografico non differente e abbiamo anche le pellicole. Allora io ogni tanto, siccome sono appassionato di roba vecchia, quando trovo, spulciando qua e là, trovo delle pellicole vecchie che mi interessano, vado in camera oscura e me le sviluppo e me le stampo, cioè torno alle origini. È bellissimo tutto questo, Carmela, vero? No, veramente bellissimo. Tino, un'ultima domanda, ma ti è mai capitato di voler fare una foto, ecco, con le macchine che si usavano prima, no? E di cercare un posto molto molto particolare in cui raccoglierti, magari per fare una panoramica, per fare uno scorcio di natura? Ti è mai capitato di isolarti per fare una foto che fosse solo tu? Guarda, no. Che non dovevi mettere in distribuzione? No, guarda, quello il discorso delle foto un po' artistiche, cioè scorci artistici, non so, tramonti, non ho mai fatto quel discorso lì, perché io ho sempre fatto il mio lavoro solo per lavoro, non è un hobby mio. Io sono grandissimamente appassionato a questo mio lavoro, però non sono portato a fare certi tipi di foto, capito? Io ho sempre visto la foto come una cosa professionale, non come hobby. Quindi quando vedo il fotografo o il dilettante che mi porta delle foto di scorci, dei tramonti, delle fioriture, sì, li apprezzo, però io non sono mai stato portato a fare certo tipo di foto. Però invece il mio hobby, come dicevo prima, è di portare in vita vecchie foto che abbiamo solo in negativo, che dopo io le porto, le ritocco, le ingrandisco e le tengo come archivio. Difatti, se tu vieni da me, ho parecchi album di foto del vecchio paese di Montebello, Scorci, ma veramente parecchie foto che tu non riesci più a riconoscere Montebello perché è cambiato, e quindi io mi ritengo orgoglioso di aver salvato Montebello in fotografia.
quello che era Montebello una volta in fotografia. Ma infatti Tino, devo dire, è un grande storico, anche perché ha un archivio meraviglioso tu a casa, avendo fatto anche proprio con le varie generazioni anche un sacco di foto qui in paese. Sì, perché anche adesso, per dirti, quando so che qualcosa di Montebello sta cambiando, non vado a fare la foto artistica del tramonto, vado a fare la foto che so che dopo un domani di Montebello, che dopo sparisce, capito? Senti Tino, ma stampando poi le varie foto che la gente ti portava durante gli anni, e continuano a riportarti, ma una volta comunque le dovevi vedere una per una, ti è mai capitato qualche foto strana, particolare durante la tua carriera? Guarda, lì noi abbiamo sempre avuto il grosso rispetto della privacy di chi ci portava le foto, perché anche se ci fosse capitata qualcosa noi non vedevamo niente, capito? Cioè eravamo ciechi e sordi, e quindi anche se portava un nudo, per noi era una foto, non vedevamo niente di quello che ci capitava sott'occhio, quindi penso che anche la gente apprezzasse, perché sapeva che se portava anche certi tipi di foto. Dopo ti dirò un'altra cosa: se c'erano foto veramente, per dirti adesso che parlano di pedopornografia, non si stampava. Ci accorgevamo subito dalla pellicola che tipo di foto che era, rifiutavamo. Veramente ecco, anche questo significa avere professionalità, perché insomma molti in questo periodo se lo sono un po' dimenticati che cos'è. No, quindi mi diceva stampano di tutto, fanno di tutto. Però no, la professionalità è anche quella che diceva Tino poco fa, cioè il essere sordi e ciechi e muti soprattutto. Sì, no, guarda, insomma, mio papà è stato quello che mi ha fatto la scuola. È una cosa importante. Scusa, mio papà è stato quello che mi ha fatto la scuola in questo senso, però anche io da principio non so, mi davano fastidio certe foto, capito? Quindi mi diceva mio papà, non è prendendo 1000 lire in più che diventi ricco, lavora con la coscienza. E allora, come dicevo, si rifiutava, quel tipo di foto si rifiutavano. Dopo cliente sparivano, non perdevamo anche cliente, però per principio quelle cose lì non si facevano. No, a me piacciono tantissimo queste cose, perché proprio qualche mese fa un parente che non sentivamo da un po' ci riportò delle foto di mia nonna, delle mie zie, che risalivano a quando loro erano piccoline. Ora mia nonna ha 90 anni, quindi insomma lascio immaginare. Ed è bellissimo perché ti trovi a casa finalmente delle foto che ti testimoniano proprio un'epoca, ti testimoniano insomma dai vestiti, da quello che c'era in casa, perché molte foto venivano fatte in casa, sì. Almeno quelle che ci hanno portato qui a casa, ed è bellissimo perché veramente è un pezzo di storia che ti rimane. Io infatti inviterei tutti coloro che hanno ancora delle foto vecchie a casa di portarle da un fotografo per farne una stampa nuova, per tenerle insomma per tutta la famiglia, diciamo, perché molte sono tenute nei cassetti e le lasciano lì, però poi si rovinano, perché se non sbaglio Tino, la pellicola con cui venivano fatte le foto prima comunque è soggetta a deterioramenti con il tempo, poi specie se li tengono nei cassetti così per tanti anni. Che è più facile che deperisca la foto di adesso che quella vecchia, perché io ho a casa ho ancora pellicole in vetro di mio nonno, ancora le conserviamo con una certa cura, però sono ancora perfette. Voi altri forse non sapete che adesso noi, per dirti, facciamo l'archivio, no? L'archivio fotografico, allora si conservano i matrimoni, matrimonio per matrimonio, vanno messi via, le comunioni, le cresime, i gruppi scolastici, anno per anno vanno messi in archivio, perché tu se vieni, per dirti, ti sei sposata nel 60, io ti trovo in 5 minuti, ti trovo la scatola dove è messo il matrimonio dell'anno 60. Però adesso
Uno, perché al CD del matrimonio non pensare che duri in eterno, perché a noi ci consigliano di dopo 5, 6, 7, 8 anni, 10 anni di rimasterizzare il disco, capito? Perché è facile che si cancelli tutto. Ecco, Quindi, questa è una buona cosa che hai detto, perché insomma gli ascoltatori adesso sono un po' più preparati in materia e quindi magari molti di coloro che ce li hanno da 10 anni i CD cercheranno di rimasterizzarli. Eccolo, brava. Quello che compri non penso che perché è fatto per durare, ma quelli che produciamo noi, per esempio per l'archivio, è consigliabile rifarlo dopo un tot di anni. Perché come dico io alla gente, tu pensi di avere un domani i ricordi di quelli che sono le persone care, ma guarda che non ti resta niente, perché se non riesci a recuperarlo, perché anche adesso, per dirti, i negativi degli anni 50, 60, c'è stato addirittura un periodo degli anni 70 che le foto a colori dopo un certo periodo sparivano. Perché forse perché il colore non aveva l'esperienza degli anni del bianco e nero, e quindi il supporto e anche l'acido tutto, non erano adatti a mantenersi nel tempo. Poi si sono accorti di questa mancanza e hanno rimediato. Però ci sono degli sposi degli anni 60, 70, 80 che le foto del matrimonio spariscono, capisci? Il colore va via e quindi però per fortuna il negativo resiste, però la stampa, la carta fotografica perde quello che sono i colori, e quindi ti trovi in mano una foto che non ha più i colori reali, trovi colori che cambiano, perché anche per dirti, se tu lasci la macchina fotografica con rullino al caldo, è micidiale il caldo per un rullino. Difatti se tu dopo lo stampi trovi tutti i colori alterati, cioè sono molto delicati questi supporti di adesso. Invece io ho delle foto anni primi secolo, anni 20, 30, 40, che sono ancora perfettamente conservati, anche le lastre su vetro sono perfettamente conservati. Bene, no, è interessantissimo ascoltare Tino, io lo ascolterei per ore perché spiega in maniera proprio eccellente. Dove possiamo trovarti? Dove possono trovarti i nostri ascoltatori, Tino? Io sono a Montevello Vicentino, in via Generale Vaccari 75. Avete anche un sito internet? Sì, lo abbiamo, no, perché essendo da tanto tempo sul mercato, per dirti, noi abbiamo tipografia, no? Quando ci chiedono di mettere una pubblicità su un manifesto, su quello che capita, rifiutiamo sempre per due cose. Prima, perché se tu cominci a fare pubblicità su un manifesto, dopo tutti quelli che arrivano dopo sei obbligato a farli su tutti, perché non puoi dire no se lo hai fatto per un'altra persona, non puoi dire no, per te io non faccio pubblicità, e quindi questo è un principio. E dopo anche perché, per fortuna, essendo come ti dicevo di Tavecchia, siamo conosciuti anche nei dintorni del paese. Bene. Quindi arriva gente anche non solo da Montebello, ma anche da fuori paese, dei paesetti del circondario. Perfetto. Tino, puoi dare un contatto telefonico? Il mio numero telefonico è 0444 64 90 89. Perfetto, che magari se qualche nostro ascoltatore Carmela è interessato, magari può passare, giusto? È vero. Può passare anche a vedere, insomma, come si lavora in tipografia e, diciamo, come lavorano questi veterani della tipografia alla fine, no?
Però guarda, c'è un discorso, perché noi avendo queste attività, dopo abbiamo anche il negozio di cartoleria e libreria, sempre vecchio, forse quello è ancora più vecchio perché quello è del 1884, quindi attualmente siamo il negozio più vecchio del paese, un negozio, una bottega storica, così è detta. Stavo dicendo che se uno vuol venire a vedere per esempio come si stampa o come si è un po' difficile seguirli, perché un momento siamo in studio fotografico, l'altro momento ci chiamano e siamo in negozio, l'altro momento quando va la macchina non puoi dare retta alle persone che vengono, perché devi stare sempre lì con l'occhio, perché è un attimo che la macchina vada o faccia qualche cosa di precisione. Che non va, sì, soprattutto se stampi a colori, perché quando stampi i colori il risultato lo vedi a fine stampa, cioè i 4 colori che sono perfettamente in linea, perché quando stampi un colore alla volta non riesci a capire se dopo il lavoro devi avere la meticolosità di impostarlo il lavoro, quindi dopo lo vedi ben fatto all'inizio, quindi se non hai quel raccolimento mentre stai lavorando o sei distratto da Tizio Caio Sempronio, dopo vedi il risultato finale non è perfetto, quindi rovini tutto. Chiarissimo. E anche questo discorso vale anche per la fotografia, ci vuole una certa concentrazione. Bene, e pazienza, tanta pazienza. Io sono nato paziente. Carmela, con questo io direi che abbiamo concluso la nostra chiacchierata con Tino Crosara, che ringraziamo per aver partecipato, per aver raccolto il nostro invito. Sì, possiamo ringraziarlo, anzi lo ringraziamo tantissimo perché, ripeto, spiega in maniera eccellente e anche i giovani in ascolto possono imparare qualcosa, anche a livello di pazienza, perché i giovani sono un po' impazienti. Scusa, se ho un minuto vorrei anche a livello di pazienza. Se ho un minuto vorrei raccontarvi un aneddoto sempre che è capitato a me, che riguarda sempre il discorso ritocco. Allora è morto un signore, e purtroppo come capita spesso e volentieri la famiglia non ha una foto decente per metterle sul santino da morto, quindi è capitata questa signora con una foto del papà e dice vorrei metterla su, fare delle foto per fare il santino da morto. Dico, ma non è bello, simpatico, tuo papà vedi ha il cappello, non è bello col cappello su, e dice ma non si potrebbe levare? Dico ma sì, posso levartelo, ma dico non so com'era tuo papà prima senza capello, non so com'era, aveva i capelli dritti, aveva i capelli ricci, aveva la riga, e lei mi dice ma quando levi il capello vedi com'era pettinato. Questa è realtà, non è una barzelletta, tanto per dirti le esigenze della persona. No, è bellissimo ascoltare anche gli aneddoti, perché insomma nel mondo degli artigiani abbiamo visto che ce ne sono tantissimi, gli aneddoti sono bellissimi e raccontano un pezzettino di storia di vita degli artigiani, insomma. E per questo insomma che è nato anche questo programma, per coinvolgere anche la gente in questo mondo. Ed è bellissimo, anzi noi ringraziamo di nuovo Tino Crosara. Grazie a voi. Vi invitiamo tutti a fare un salto in bottega. Assolutamente ne vale la pena. Grazie ancora Tino. Prego. Grazie Prego. Tino. Grazie mille a voi. Intervista del giorno. www.containerradio.it. Io camminavo nella notte, lei di me. Beh, devo dire che anche l'intervista di oggi è stata molto interessante per quanto riguarda questo lavoro, per quanto riguarda la tipografia, per quanto riguarda la fotografia. Abbiamo scoperto che sono due cose che proprio vanno a braccetto in questi ultimi anni, in questo ultimo periodo. Sì, e che si modificano a vicenda. Assolutamente. Devo dire che ogni settimana, insomma, lo dicevo anche prima, mi ripeto spesso perché sono cose che, insomma,
sto entrando veramente, mi stanno piacendo sul serio, e anche per quello insomma che continuo a dire mi sta piacendo perché è bello veramente entrare, parlare e poi è bello vedere, anche guardare negli occhi le persone mentre ti raccontano, gli artigiani mentre ti raccontano quello che era il loro passato, quello che è il loro presente, quello che è il loro lavoro. È vero, c'è un qualcosa di particolare nei loro occhi quando parlano del loro lavoro ed è una cosa bellissima che insomma cercheremo di trasmettere anche ai giovani. Assolutamente con questo programma, devo dire che ogni settimana abbiamo sempre degli argomenti interessanti e come avete visto anche di settimana in settimana spaziamo veramente in tutti i vari lavori che possono rientrare nella categoria dell'artigianato, e devo dire che anche in questa puntata abbiamo aperto, come dire, una bella storia, quella della tipografia e quella della fotografia in questo caso. Settimana prossima parleremo invece, vediamo, ancora di fotografia, Carmela, giusto? Perché so che sì. c'è... Sì, so che c'è un altro fotografo, però andremo in Molise in questo caso e poi ritorneremo in Veneto anche per parlare in questo caso di cibo, perché c'è una trattoria che abbiamo scoperto, ragazzi, che si parla di cucina tipica e voi sapete che quando si parla di cucina tipica noi ci siamo, sì, l'abbiamo scoperta per caso, però devo dire che è stata molto interessante, come si suol dire, nulla succede per caso, giusto Carmela? Esatto, nulla succede per caso. Devo dire, quel giorno ci siamo rimpinzati ben bene. Assolutamente sì. Beh, vi racconteremo il resto quindi nella prossima puntata che sarà martedì prossimo dalle 21:30 alle 22:30, sempre qui su Container Radio. Nel frattempo, Carmela, ringraziamo tutti gli amici che ci hanno seguito anche in questa bella serata e anche chi ci avrà seguiti e ci starà seguendo durante le varie repliche. È vero, ringraziamo tutti coloro che ogni settimana, sempre di più, ci accompagnano in questo progetto di riscoperta dell'artigianato. Ringraziamo ancora gli amici di artigianatoallarembaggio.com e ragazzi, ci sentiamo la prossima settimana. Ecco, Carmela, un attimo solo volevo ricordare le nostre repliche agli amici. Saranno venerdì alle 20, sabato alle 7 del mattino, sempre sabato alle 16, poi domenica alle 23 e 2 repliche lunedì prossimo alle 13 e alle 17. Poi ovviamente c'è la pagina del podcast di Artigianato all'Arrembaggio all'interno delle pagine podcast di Container Radio, basta cliccare sul sito, e naturalmente c'è sul nostro canale YouTube, trovate tutte le varie puntate che potete ascoltare anche tramite il sito Artigianato all'Arrembaggio nella sezione dedicata ai podcast, quindi ci trovate assolutamente ovunque anche per ascoltare le puntate precedenti. È vero, potete riascoltare tutte le interviste di tutte le puntate. Bene, detto questo ci salutiamo veramente perché siamo giunti al termine anche questa settimana. L'appuntamento è alla prossima naturalmente, sempre qui alla stessa ora. Con Artigianato all'Arrembaggio. Grazie Carmela. Ciao a tutti, ciao Andrew. Ciao Carmela, ciao a tutti. Till I can get my container.